Buongiorno cari amici camminatori, pellegrini e viandanti. Lunedì 9 giugno sono alla mia settima tappa da Noepoli, dove sono sceso. Mi trovo adesso sul greto, sul fondovalle della Val Sarmentana, sul fiume Sarmento. Ecco, da Noepoli, dalla Val Sarmentana, salirò a San Giorgio Lucano e nel pomeriggio a Valsinni, una tappa di 22-23 km, non so che dislivelli. Comunque tutto bene. Oggi è una giornata estremamente calda. Se ieri era un po' ventilata e comunque camminavo nell'ombra, fino adesso sono stato sotto il sole e sono appena le 8:15, 8:30. Comunque l'avventura continua, le bellezze di questo paesaggio le avete viste, di questi borghi arroccati e della sua gente. Oggi poi incontrerò Vincenzo a Valsinni, che è l'ideatore del cammino Basilicata Coast to Coast. Sono proprio curioso di scambiare due chiacchiere con lui, ma non vi anticipo niente. Vi auguro una buona giornata e soprattutto un buon cammino di vita. Eccomi cari amici camminatori, pellegrini e viandanti, sono circa 5-6 km da Valsinni, giornata caldissima, avevo letteralmente finito l'acqua e quando meno te l'aspetti ecco una fontanella che ti risolve i problemi. Per fortuna il cammino è ricco di fontanelle, ce ne sono tante e un po' ovunque.
Buonasera cari amici camminatori, pellegrini e viandanti, sono al termine della mia 7ª tappa e sono arrivato a Valsini. Sono stato accolto da Don Antonio, che è il parroco di Valsini, il quale stasera così mi ha portato... Antonio, dove mi hai portato stasera? Stasera a messa. L'ho fatto celebrare, vedi? Hai fatto il prete. Ho fatto il prete. Ma dove mi hai portato? Poi, dopo la messa però c'è questo convivio, è un convivio bello, sono amici di Valsini, amici che ci conosciamo da vecchia data. E che cosa hanno fatto? Ci hanno fatto assaggiare le cose più belle che a Valsini si fanno. Ma non è tanto il assaggiare quelle cose belle, è stare insieme in allegria, in amicizia, in amore. In amore, sì. Questa è stata una serata di pace, quella pace che noi invochiamo per l'intero universo, noi l'abbiamo vissuto nel piccolo qui a Valsini. Vero, pace e accoglienza da parte di tutti questi amici straordinari. Buonasera e ben ritrovati cari amici camminatori, pellegrini e viandanti. Sono al termine di questa mia 7ª tappa qui a Valsini e sono stato accolto da Vincenzo. Chi sei, Vincenzo? Sono il presidente della sezione CAI di Lago Negro, che è l'autrice del cammino del Basilica d'Agosto. Quindi il cammino parte dal CAI, direttamente dal CAI? Sì, parte per volontà dei soci della sezione, in particolare di Pompeo, che ha in qualche modo sentito l'esigenza di creare un prodotto turistico che potesse rispondere alle esigenze dei turisti in Basilicata, ma nello stesso tempo rendere il territorio inclusivo. Bene, come è nata questa idea, questa intuizione? C'è il famoso film di Sì, Papaleo? il brand era già forte, già lanciato nel 2010 col film di Rocco, e appunto la volontà di poter creare davvero una linea continua, perché il film non dà la possibilità di fare insomma, camminando, toccare tutte le tappe. In questo modo noi siamo riusciti a rimettere in piedi la viabilità secondaria di un tempo, le vie comunali, le vie che si facevano una volta a piedi con i muli, con i cavalli, insomma, per le esigenze legate alla pastorizia e all'agricoltura. Quindi in questo modo riusciamo a passo lento a toccare quelle che sono le realtà che diversamente sarebbe difficile conoscere. Ok, quindi il cammino nasce nel 2024, un anno fa più o meno. Sì, 1 settembre 2024 abbiamo dato il via al cammino. Ci sono pellegrini, ci sono camminatori? Ce ne sono tantissimi. La cosa bella è che il territorio è chiamato a rispondere, quindi l'esigenza è quella che il territorio possa in qualche modo dare, non che non lo sia accogliente, ma dare quell'accoglienza che abbiamo sempre avuto, ma dare disponibilità di posti letto piuttosto che di servizi legati a quello che è il camminatore. Sì. Io posso dire che comunque è tracciato in maniera esemplare, ci sono segni per cui non ci si perde assolutamente. Questa è la cartina che voi avete realizzato, che così è preziosa per i camminatori. E un'ultima cosa, Vincenzo, prossimi obiettivi sempre rimasti legati al cammino? L'aiuto al territorio è quello necessario affinché possa perdurare e avere una vita longeva. Una vita longeva. Bene, Vincenzo, grazie di tutto. Io mi sono trovato veramente bene. Il mio cammino continua non in direzione di Rotondella, ma bensì in direzione di Tursi, anche perché così ve lo dirò, ve lo spiegherò prossimamente. Da Valsini è tutto, grazie della vostra attenzione, grazie Vincenzo, e buon cammino di vita a tutti. Ciao!